Inchiesta a parte da Partinico porta in carcere il comandante della Polizia Municipale di Agrigento, 12 indagati, ipotesi di reato di corruzione e turbata libertà degli incanti. Ennesima tragedia dei migranti, al largo delle coste di Lampedusa 9 morti e 15 dispersi il bilancio. Don Mario Sorce, Agrigento capitale necessita di infrastrutture, intervista a tutto campo anche su acqua e voto alle europee. La sicurezza sui luoghi di lavoro, oggi sciopero di CGIL Will. Michele Termini, candidato a sindaco di Campobello, prioritario recuperare progettazione ed enormi quantitativi di finanziamenti persi. Patatine al posto dell'ostia, pubblicità ritirata, l'analisi di Enzo Di Natali, esperto in bioetica, e San Giovanni Gemini e Camarata hanno dato grandi uomini alla Chiesa. Un nuovo scolabus per i bambini diversamente abili di Palma di Montechiaro, stamane il varo. Un libro per celebrare la bellezza del Parco Valle dei Templi e la bontà dei suoi prodotti. E ben trovati dalla nostra redazione. Apriamo con una notizia che stamane ha scosso Agrigento per una inchiesta che è partita da Partinico e ha portato in carcere, tra gli altri, il comandante della Polizia Municipale di Agrigento, Gaetano Di Giovanni. In particolare in questo servizio. Inchiesta dei carabinieri su un giro di mazzette a pubblici ufficiali in cambio di appalti ha portato a 12 misure cautelari. Le manette sono scattate per il comandante della Polizia Municipale di Agrigento e dirigente del distretto sociosanitario di Agrigento, Gaetano Di Giovanni, per Giuseppe Gaglio, legale rappresentante e presidente del CDA della cooperativa Nido d'Argento, Massimiliano Terzo, dipendente della cooperativa. I domiciliari sono stati disposti per Giuseppe Chiaramonte e Francesco Chiavello, per l'ex sindaco di Partinico Salvatore Lobiundo, per Maria Pia Falco e Aldo Raimondi. Un sesto destinatario degli arresti domiciliari è ancora ricercato. La sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio è stata invece notificata a Maria Rita Milazzo, dirigente del comune di Balestrate, Michela Sclafani, funzionaria dell'ufficio Direzione Politiche Sociali della città metropolitana di Palermo, e Antonino Geraci, presidente della commissione aggiudicatrice della gara per l'affidamento della gestione e realizzazione azione a rafforzamento dei servizi sociali. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione finalizzata alla corruzione, turbata libertà degli incanti e istigazione alla corruzione. Per gli inquirenti anche il dirigente del distretto sociosanitario di Agrigento, Gaetano Di Giovanni, ora capo dei vigili, avrebbe favorito l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare socioassistenziale per anziani non autosufficienti per un totale di 204.000 euro circa alla società Medea, controllata da Gaglio, e dei servizi socioassistenziali dei comuni di Santa Elisabetta di Agrigento per un importo complessivo a circa 89.000 euro alla Nido d'Argento in cambio di 7.500 euro in 3 tranche. E sulla vicenda interviene Nino Cuffaro del PD, che sottolinea: non ci avventuriamo ad esprimere giudizi prematuri, ma bisogna rilevare un fatto squisitamente politico. Il sindaco Franco Micichea ha da poco nominato Di Giovanni capo del suo staff, dopo averlo a lungo difeso sulla vicenda dell'acquisto dei SUV, per la quale è stato condannato a risarcire l'erario. E torniamo a parlare di una tragedia, del dramma dell'immigrazione al largo della costa di Lampedusa, un naufragio
9 morti e 15 i dispersi. Sentiamo. Ennesimo sbarco vicino alle coste maltesi, precisamente in una sorta di zona franca, un'area che si è trasformata nel più grande cimitero del Mediterraneo, la zona SAR maltese, un rettangolo virtuale dove le operazioni di ricerca e salvataggio in mare competono alle autorità di La Valletta. Sono 9 le vittime, 23 i superstiti, di cui uno è deceduto al poliambulatorio di Lampedusa, dove era giunto agonizzante. Altri 8 cadaveri, tra cui la salma di una bimba, erano stati sbarcati poco prima sul molo Favaloro, da una motovedetta della Capitaneria di Porto. 6 naufraghi al momento sono ricoverati al poliambulatorio in condizioni critiche, altri 16, man mano che si sono ripresi, sono stati accompagnati all'hotspot di Contrada in Briacola. Dalle prime testimonianze viaggiavano 46 migranti, originari di Guinea, Burkina Faso, Mali e Costa d'Avorio, partiti domenica sera da Sfax in Tunisia. E oggi torniamo a parlare con Don Mario Sorce, che è uno degli esponenti del cartello sociale molto impegnato su tematiche che riguardano comunque i cittadini e i loro diritti. In questa intervista ci parla di Agrigento Capitale, che necessita di infrastrutture, della minaccia del sindaco di rimettere il titolo a causa della crisi idrica e anche dell'importanza del voto alle europee. Sentiamolo. Don Mario Sorce qui in prefettura per un incontro con il prefetto. Per quali ragioni? Sì, abbiamo chiesto un mese e mezzo fa un incontro per vedere qual è lo stato dell'arte della realtà delle infrastrutture nella nostra provincia, in vista anche di ciò che sarà il 2025, visto che molte situazioni sono a dir poco allarmanti e che necessitano degli interventi nell'immediato, ma anche in programmazione a quello che rappresenterà questo evento, che porterà un flusso, ci auguriamo, numeroso di persone nel nostro territorio, non solo in città ma anche in provincia. Quindi chiederemo al prefetto di aiutarci a capire qual è lo stato dell'arte e che cosa si sta cercando di fare per migliorare la situazione infrastrutturale generale. Per l'emergenza idrica invece è una situazione preoccupante che ha portato il sindaco anche a questa provocazione di rifiutare il titolo 2025. Anche voi come cartello sociale siete stati presenti su questa tematica importante? A mio modo di vedere la provocazione del sindaco è stata esagerata, perché il titolo di Agrigento Capitale della Cultura appartiene a tutta la città. Ci auguriamo che questa crisi possa essere affrontata nel modo migliore possibile, però non possiamo continuare a fare provocazioni. Chiediamo a coloro che sono i primi responsabili di questa situazione, cioè la Regione, assieme il sindaco, a tutte le altre realtà, alle forze sociali, chieda al governo siciliano, che è anche l'espressione del suo governo, quali sono gli interventi che si vogliono chiedere. Anche al suo assessore di riferimento, che è agrigentino e che proprio ha la delega sull'emergenza idrica. Ancora di più eventualmente, quindi si possono dare delle risposte concrete. Le provocazioni lasciamole agli altri. Chiediamo invece ai nostri referenti, ai nostri politici, quando dico nostri, del territorio agrigentino, perché abbiamo dei rappresentanti tanto al governo soprattutto regionale come a quello nazionale, di fare qualcosa di concreto, perché se non ci sono i soldi per questo si devono trovare. Perché non si pensa ad esempio al depuratore di Porto Empedocle e di rimetterlo in funzione? Perché in altre realtà della nostra regione si sta pensando di spendere dei soldi per fare dei depuratori? Perché non si pensa ad esempio a tutto ciò che si può realizzare, come ha detto anche il prefetto qualche giorno fa nell'incontro proprio con AICA, dove erano presenti i sindaci, e si è preso atto dello stato di grave emergenza idrica e non si può più rimandare. Quindi tutto quello che si può fare non deve essere rimandato a quando il problema sarà allarmante e porterà poi la gente a gridare per la disperazione. Un'ultima domanda: lei ieri ha fatto un appello al voto utile, al bene comune, in vista delle prossime europee, ma molta gente è sfiduciata e sicuramente non andrà a votare. Sì, ho fatto un appello come Chiesa Agrigentina perché si possa svegliare la coscienza di ogni cittadino che deve ricordarsi che questa terra, come qualunque altra terra, ha bisogno di un governo,
Se non siamo noi a sceglierlo il governo andando a votare, lo sceglieranno altri e quindi non avremo quel governo che noi desideriamo avere. Quale governo bisogna scegliere? Quello che ci suggerisce la coscienza in virtù dei valori e delle persone che esprimono i valori a cui apparteniamo. E San Giovanni Gemini e Cammarata hanno dato grandi uomini alla Chiesa. Sentiamo questo interessante servizio di Eugenio Cairone. La maggior parte dei sacerdoti che hanno raggiunto importanti traguardi nella diocesi di Agrigento hanno origini cammaratesi e sangiovannesi. Nessuno però è arrivato così in alto come Don Baldo Reina, che lasciata Agrigento, dove tra l'altro ha retto il seminario arcivescovile, è stato nominato vescovo ausiliare di Roma e da qualche giorno vicario generale di Papa Francesco. Monsignor Reina, prima di esercitare le nuove funzioni, aveva ricevuto l'incarico di vice gerente della diocesi di Roma. Un bel traguardo in pochissimo tempo, insomma, che lo pone al primo posto della classifica che riguarda proprio i presbiteri originari della zona montana dell'Agrigentino, dei quali una figura illustre è sicuramente quella di Domenico De Gregorio, definito dall'arcivescovo Carmelo Ferraro perla della Chiesa agrigentina. Monsignor De Gregorio è ricordato come scrittore, storico, giornalista e poeta e come direttore per 25 anni del settimanale diocesano L'Amico del Popolo. Di Cammarata e di San Giovanni Gemini sono stati diversi direttori della radio diocesana Concordia, a cominciare dal primo direttore, il sangiovannese Don Gaspare Scrudato, al quale è subentrato Monsignor Lucio Ligregni di Cammarata, che ebbe altri importanti incarichi in ambito diocesano, come il rettorato del santuario di San Calogero e la direzione dell'Istituto diocesano per la pastorale scolastica. È stato Ligregni a coordinare il comitato in preparazione della visita ad Agrigento di Giovanni Paolo II. Altro direttore sangiovannese di Radio Concordia è stato Monsignor Giuseppe Traina. È durato invece un anno l'incarico per il cammaratese Vincenzo Lompino. Ma c'è un sacerdote originario della zona montana dell'Agrigentino che merita di essere ricordato. Si tratta di Monsignor Salvatore Russotto, segretario di due vescovi, Giuseppe Petralia e Luigi Bommarito. Padre Russotto è stato anche parroco della cattedrale di San Gerlando e presidente dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero. Con lui è nata la parrocchia del quartiere di Fontanelle, dove Monsignor Russotto è stato parroco per 25 anni. Parliamo di un sacerdote che vive, così come gli altri che non ci sono più, nel ricordo dei fedeli. E ieri la CGIL discuteva di importanti temi sociali, oggi i sindacati CGIL e UIL sono scesi in piazza per difendere quello che è un diritto inalienabile, la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sentiamoli. Oggi una manifestazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, dove abbiamo visto che un siciliano ha perso la vita nella tragedia che c'è stata in Liguria. Ormai purtroppo non va più notizia oggi, perché tutti i giorni ci sono morti. Noi tra le tante cose che denunciamo è appunto l'inerzia del governo, perché rispetto ai tanti morti che ogni giorno si registrano, il governo l'unica cosa che riesce a mettere in campo è la patente a punti. La patente a punti significa che dopo che le persone muoiono, le aziende hanno l'obbligo, per recuperare quei punti persi, di fare un corso di formazione. Tradotto, basta pagare €1.000.000 e hanno già trovato la soluzione a quell'azienda. Le aziende che non investono in prevenzione e che non investono per evitare i morti sui cantieri non devono partecipare alle commesse pubbliche. Il governo deve creare le condizioni affinché chi fa
chi vince il primo appalto deve essere responsabile di quello che succede nei cantieri, perché con la storia dei subappalti a catena, dove abbiamo 40, 50, 60 aziende, vuol dire che ognuno di questi si prende soldi senza fare nulla e scarica tutta la responsabilità all'ultimo povero artigiano che per recuperare poi la giornata di lavoro deve recuperare i soldi sulle buste paghe e sulle dotazioni per le protezioni individuali. Ecco, lo sciopero di oggi pone al centro la questione della sicurezza nei posti di lavoro, ma anche sulla sanità che ci stanno rubando, ma anche su una equità fiscale, ma anche sulla precarietà, ma anche sul diritto di andare in pensione dopo una lunga vita di lavoro. Non è tollerabile che si debba arrivare a 70 anni per arrivare in pensione. Oggi una manifestazione anche qui ad Agrigento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, dove ancora purtroppo tanta gente continua a morire. Agrigento, come in tutte le piazze d'Italia, oggi manifesta proprio per una sicurezza, per 0 morti sul lavoro. Questo è lo slogan che la UIL ha iniziato qualche anno fa, una campagna importante su tutto il territorio nazionale, condivisa anche dalla CGIL nell'ultimo periodo, per far sì che chi esce la mattina per andare a lavorare possa ritornare sano e salvo, quindi continuare la propria quotidianità, la propria vita nel giusto modo. Oggi a Agrigento c'è questo sit-in, distribuiremo anche i volantini, faremo un volantinaggio sulle motivazioni dello sciopero che riguarda proprio questa giornata, e noi abbiamo iniziato questa campagna di sensibilizzazione sia dei cittadini ma anche nei confronti del governo per cercare di fare cambiare rotta. Noi non ci fermiamo, sicuramente questa non sarà l'ultima manifestazione fino a quando non avremo risposte certe da parte del governo Meloni. Parliamo adesso di elezioni amministrative, perché saranno prossimamente a Campobello di Licata, dove Fratelli d'Italia ed MPA si sono messi d'accordo designando il loro candidato, che è Michele Termini. Noi lo abbiamo raggiunto telefonicamente e ci ha parlato delle criticità di Campobello sulle quali lavorerà nel suo programma elettorale. Michele Termini sarà il candidato a sindaco per Fratelli d'Italia ed MPA a Campobello di Licata. Termini, come nasce questa candidatura e adesso come saranno i giorni a venire in vista di una campagna elettorale che sarà certamente anche molto serrata? Nasce con l'MPA e con Fratelli d'Italia. Precedentemente, 2 anni fa, ci eravamo insieme nelle scorse competizioni. A seguito della vittoria del ricorso abbiamo ribadito la nostra alleanza e l'abbiamo allargata al Movimento per le Autonomie, che ha accettato con entusiasmo questa candidatura unitaria, e quindi nei prossimi giorni 3 forze del centrodestra molto presenti sul territorio si impegneranno a completare il programma e a rendere noto a tutti i cittadini il programma che vorranno portare avanti per questa città, partendo dal presupposto che 2 anni fa già questa compagine politica è stata la più votata tra i cittadini di Campobello di Licata. Quindi, Termini, lei si attende comunque una risposta importante? Sì, certamente, si aspetta una risposta importante, perché noi abbiamo oggi dal progetto base allargato ancora di più al Movimento per le Autonomie, che è molto presente su questo territorio, e quindi Fratelli d'Italia, Corri Campobello e Movimento per l'Autonomia oggi autorevolmente si candidano a amministrare Campobello, perché con una proposta politica di centrodestra vicino a quelli che sono i valori del centrodestra. Termine, quali sono le emergenze di Campobello di Licata sulle quali si baserà la sua campagna elettorale? In primis creare progetti, perché il Comune di Campobello di Licata è da 12 anni che non presenta un progetto né a livello provinciale, né a livello regionale, né a livello europeo. Abbiamo perso tutti i fondi del PNRR.
e quindi la nostra scommessa sarà subito dall'indomani delle elezioni capire quali sono le finestre aperte sul PNRR e cercare di presentare i progetti, perché saremo forse l'unico comune d'Italia che non ha presentato neanche un progetto sul PNRR. Poi il problema dei rifiuti, perché a Campobello di Licata abbiamo la tale più alta d'Italia, un comune di neanche 10.000 abitanti, e abbiamo oltre 3 milioni di tari, e quindi che solitamente questi importi si hanno comuni di 12, di 15.000 abitanti, non di 9.000 abitanti, e quindi dobbiamo capire dove sono le criticità e cercare di risolvere. E terza cosa, attenzione a quelle che sono le viabilità. A Campobello ormai non è più un paese, abbiamo soltanto delle regge tracciere, perché ogni 100 metri c'è un buco, uno scappo, pur essendo che ci sono i soldi, i soldi non sono stati mai spesi, perché per incompetenza da parte della politica di sinistra nell'individuazione di soggetti come responsabili dell'ufficio tecnico non sono stati neanche in grado di spendere soldi. Quindi al danno la beffa, non solo non siamo riusciti a presentare progetti, ma anche con le risorse proprie non siamo neanche capaci di spendere. E una Fiat Panda ibrida è andata a fuoco nella notte mentre era posteggiata nei pressi di una palazzina sita nella via Pancamo del popoloso quartiere di Fontanelle. Le fiamme hanno completamente distrutto la macchina, si sono propagate anche ad un'altra autovettura parcheggiata nelle vicinanze, un incendio che poi ha anche investito un garage che si trovava nei pressi delle due auto bruciate, un fatto che ha imposto lo sgombero immediato della palazzina per mettere in sicurezza le famiglie e tra l'altro anche l'accertamento di gravi danni a quello che era il piano superiore immediatamente proprio sopra l'incendio sviluppatosi al primo piano. Patatine al posto dell'ostia è stata una pubblicità che ha fatto tanto discutere, al punto tale che è stata fermata e ritirata. Noi sul tema abbiamo voluto sentire un esperto di bioetica, Enzo Di Natali. Sentiamo. Enzo Di Natali, esperto sui temi della bioetica, con una laurea specifica su questo argomento. In questi giorni si sta facendo un gran parlare di una pubblicità che ha utilizzato le patatine al posto dell'ostia, e c'è un dibattito molto, molto aperto. Tanto lei, che è un esperto in bioetica, volevo chiedere questo messaggio, che cosa può significare, come va valutato? Beh, io capisco che Sanremo è sempre Sanremo quando c'è Sanremo, ma quando Sanremo finisce Sanremo. Con questa battuta iniziale non desidero fare una pubblicità in diretta a Sanremo e nemmeno, affrontando questo argomento, una pubblicità in diretta alla casa che produce le patatine. Il mio pensiero è semplice: bisogna avere rispetto dei sentimenti e dei valori delle persone, perché è importante. Per te la particola, la comunione può essere nulla, non ha alcun valore, va bene, è il tuo pensiero, io lo rispetto, non lo condivido, ma tu non puoi, in formazione, giocare sui sentimenti e sui valori delle altre persone. Cioè occorre che la pubblicità abbia un codice deontologico. Il codice deontologico richiede il rispetto dei sentimenti degli altri, nella libera informazione, ma il rispetto dei sentimenti e dei valori degli altri, questo sì.
Lions Day domenica 14 presso il piazzale Aster, dove i Lions agrigentini tutti insieme si ritroveranno per offrire screening gratuiti alla popolazione, anche ai meno abbienti che possano averne necessità. Ci sarà anche una postazione mobile dell'ASP di Agrigento e l'iniziativa si terrà dalle ore 9 alle ore 13. E cambiamo argomento. È una follia chiudere la strada provinciale 71. È il grido d'allarme che lancia Claudio Lombardo di Mare Amico. L'ex provincia regionale chiude la strada provinciale 71, quella che per intenderci porta dalla rotonda Cannatello a Ponta Bianca e sbuca prima della galleria che conduce a Palma di Montechiaro, una strada che permette di raggiungere Misita, Zingarello e Cipolluzze. La chiusura si è resa necessaria per permettere il montaggio dei giunti di dilatazione dell'asfalto sul fiume Naro. Su quanto accade interviene Mare Amico, secondo cui chiuderla è una follia e bisogna riaprirla immediatamente attivando il traffico su una corsia con l'ausilio di apparati semaforici. È una scelta scellerata, conclude, che arreca danni ai residenti, turisti e agricoltori ed evidenzia che la mancata raccolta dei rifiuti per impossibilità di circolare sulla strada arrecherà un danno all'ambiente. Alcuni tratti della costa agrigentina non sono fruibili ai bagnanti. Lo stabilisce un'ordinanza del sindaco di Agrigento che vieta appunto la balneabilità alla foce del fiume Naro, del fiume Acragas, al porto di San Leone e nella zona Mare Nostrum. È stato inaugurato alla presenza del sindaco Castellino e del vice sindaco Maria Antonietta Lovasco questa mattina a Palma di Montechiaro un nuovo scuolabus che è destinato ai bambini diversamente abili. Le interviste. Oggi è una giornata importante perché la città finalmente si dota di un nuovo scuolabus anche per i bambini diversamente abili. Grazie ai fondi della Regione Siciliana e ai fondi POC oggi lo consegniamo e ringraziamo la scuola Tomasi per essere stata qui presente insieme all'attuale preside Racalbuto, all'ex preside Eugenio Dorsi, ma un ringraziamento particolare va fatto ai servizi sociali, agli uffici servizi sociali, al dottore Sardone, al dottore Zarbo, alla dottoressa Spinello, a tutti i servizi sociali, all'assessore Lovasco, ma anche a tutti gli assessori dei servizi sociali che si sono susseguiti in questi anni per aver raggiunto questo importante traguardo. Un piccolo segnale di attenzione, ma un grande segnale di sensibilità nei confronti dei nostri bambini che rappresentano il futuro di Palma di Montechiaro. Un momento di gioia oggi per me essere qui presente all'inaugurazione di questo nuovo scuolabus, perché è un nuovo tassello per i risultati raggiunti dall'amministrazione Castellino per dare risposte a quelle che sono le esigenze delle famiglie e dei ragazzi. Un bellissimo scuolabus per i nostri bambini speciali delle materne, della scuola elementare e media, grazie a un piano di accesso, di azione e coesione Sicilia per un progetto 2014-2020 che grazie anche agli uffici di competenza delle politiche sociali sono riusciti ad avere un finanziamento di oltre 50.000 euro per l'acquisto di questo nuovo pulmino. Per noi oggi è un grande onore e viviamo insieme alla preside, alle presidi anche delle scuole questo nuovo traguardo. E adesso spazio alla pubblicità, torniamo tra poco. Ed è stata Casa Barbadoro che oggi ha accolto la conferenza stampa di presentazione del volume pubblicato dal Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi dal titolo Diodoros, un tesoro da scoprire. L'agroalimentare di qualità, unitamente alle bellezze archeologiche, sono stati solo alcuni dei punti sui quali ha molto puntato il direttore Sciarratta dal momento del suo insediamento alla guida del parco. Noi lo abbiamo sentito.
Parliamo di questo libro fotografico che oggi viene presentato, sponsorizzato dalla Valle dei Templi, dall'Ente Parco. Sì, è un libro che racconta per delle belle immagini che il fotografo Edoardo Cicala ha fatto, racconta il progetto di Odorsi, un progetto di recupero del paesaggio che avviene da una riconversione di un esproprio nato negli anni '80 per pubblica utilità, oggi diventa un progetto culturale. E insieme a questo volume che album fotografico che racconta concessionario per concessionario attraverso delle immagini importanti i processi di lavorazione, i prodotti, le aree dove vengono coltivati e poi le produzioni che alla fine diventeranno un prodotto di Odorsi. Accanto a questo presentiamo un altro tassello di un mosaico composito che è il progetto di Odorsi e che attraverso una convenzione fatta con un panificatore già conosciuto perché tra virgolette illuminato, nel senso che adopera farine importanti, lieviti madre che contribuiscono ad avere un prodotto, il pane, di elevata fattura. Assieme a Terra Lungi e quindi al signor Pendolino presenteremo il pane di Odorsi, pane panificato dal signor Pendolino ma che viene con le farine prodotte dal concessionario di Odorsi proprio nella piana sottostante casa di Odorsi, nella piana di San Gregorio, attraverso la coltivazione di 2 tipologie di grano antichi per Ciasacchi e Maiorca. Grazie. Il liceo classico Empedocle di Agrigento ha aderito alla Notte Nazionale dei Licei, in programma il prossimo 19 di aprile. L'evento è qualcosa che va molto al di là della festa, anche in un momento particolare in cui si discute parecchio del valore dell'insegnamento del latino e del greco e vuole evidenziare, tra le altre cose, che quella classica è una formazione capace di dare forza a qualsiasi innovazione, promuovendo le nostre radici più autentiche. È già operativo lo sportello allestito dalla Società Stretto di Messina a Palazzo della Cultura per dare assistenza ai cittadini, con l'obiettivo di aiutare noi cittadini in questa fase così delicata. Beh, i cittadini in questa fase così delicata, come dice lei, hanno il diritto di prendere visione degli elaborati progettuali con particolare riferimento agli elaborati espropriativi e di avere la giusta assistenza che Stretto di Messina ha deciso di dedicare a questi cittadini affinché possano meglio capire quelle che sono le condizioni dei loro immobili, in che termini verranno asserviti, occupati temporaneamente oppure, diciamo così, espropriati. Quali sono le richieste che avete ricevuto in questi giorni nel momento in cui diventa operativo lo sportello? Coerentemente con la finalità del nostro intervento, le persone sono venute e hanno, a mio avviso, ben apprezzato la nostra assistenza, in quanto hanno potuto capire dalla una mera colorazione cartografica in un colore piuttosto che in altro qual è il destino del loro fabbricato, per cui ci hanno chiesto in cosa consiste l'asservimento per pubblici servizi, in cosa consiste l'occupazione temporanea, in cosa consiste l'esproprio, con particolare riferimento a quest'ultima situazione che è quella più, diciamo così, rilevante sotto il profilo patrimoniale. I soggetti interessati da queste procedure hanno voluto anche capire in futuro quale sarà l'interessamento concreto che avranno, in che termini verranno contattati per addivenire a un concordamento dell'indennità che, ripetiamolo, non è un qualcosa che viene in maniera autoritativa da parte di Stretto di Messina, ma con un'esigenza sempre più coerente di trovare un'intesa con il soggetto che subirà questo esproprio. In questa fase preliminare l'obiettivo è quello di informare coloro che sono i soggetti che sono interessati dagli espropri, che hanno a questo punto 60 giorni a partire da quando è stato pubblicato l'avviso per formulare le loro osservazioni. Ricordiamo poi che la fase realizzativa inizierà solamente dopo che è stata
completata l'istruttoria da parte del Ministero delle Infrastrutture. Tale istruttoria è trasmessa al CIPES, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e Sostegno Sostenibile, e a quel punto è il CIPES che si esprimerà positivamente o negativamente. La delibera del CIPE coincide con la dichiarazione di pubblica utilità, che dovrà poi essere registrata dalla Corte dei Conti. Solo allora verranno inviate delle raccomandate alle singole ditte, ai singoli proprietari degli immobili, con i quali si dà conto dell'esito della procedura e nella quale si chiede di fornire ogni utile informazione per addivenire alla determinazione delle indennità da corrispondere. Quindi tempi ancora abbastanza lunghi? Questa, come dicevo prima, è una fase preliminare, non è che dopo 60 giorni abbiamo la ruspa dietro l'angolo, perché? Perché ovviamente il progetto segue secondo il quadro legislativo vigente un iter autorizzativo. L'iter autorizzativo prevede che ci sia l'istruttoria da parte dei ministeri e autorità competenti e che questa istruttoria venga mandata al CIPES, che è l'organo che darà l'approvazione o meno del progetto. E adesso passiamo allo sport, calcio. C'è un servizio relativo alla partita di Serie D Girone I tra la città di Sant'Agata e il Licata, dove il Licata ha perso per 3-0. La tripletta firmata da Fabio Alagna stende il Licata, il Città di Sant'Agata irrompe nuovamente in zona playoff. Il match del Fresina è stato però tutt'altro che semplice per i santagatesi, che nel primo tempo hanno sofferto la supremazia territoriale di un Licata vivace e ben messo in campo. Ospiti pericolosi già dopo 4 minuti con Minacori che manca la zampata ravvicinata su assist di Orlando. Al sesto Squillace ci prova da punizione dal limite, ma la sfera è alta di poco. Al 12° Minacori si libera molto bene al tiro e Iovino vola per dire di no all'attaccante del Licata. Al 21° ci prova Rotulo che cerca la prodezza al volo, ma la sua parabola è alta. Al 24° il pericolo per il Sant'Agata arriva da corner con Orlando che appostato al secondo palo non ci arriva per un soffio. Il Licata è in pieno controllo dell'inerzia del match e al 26° ecco la più clamorosa delle palle gol. Incursione da sinistra di Rotulo, deviazione di Iovino e Currò manca il più semplice dei tap-in con la porta spalancata. Prima del riposo gli ospiti bussano ancora al 35° con il rasoterra di Currò a fil di palo. Poi al 37° Nunzi non aggancia un buon suggerimento sotto porta. Nell'intervallo viene espulso il tecnico ospite romano per un diverbio con l'arbitro negli spogliatoi. A tornare bene in campo è invece il Sant'Agata che la sblocca dopo 4 minuti. Traversone da 3/4 di Capogna, sponda di Esposito e Alagna stacca più in alto di tutti e insacca. Il Licata prova subito a reagire al 10° con Abercon che gira di testa ma non trova la porta. Da qui in avanti è però soltanto un monologo dei padroni di casa che al 12° raddoppiano. Ottimo pallone di D'Amore al secondo palo per Alagna che si coordina e al volo fa secco Valenti. 1-2 micidiale del Sant'Agata che adesso si lascia apprezzare per le sue giocate. Al 24° Nunzi dialoga bene con Minci che da lontano scalda i pugni di Valenti. Alla mezz'ora Alagna si libera al tiro su schema di punizione, ma la sua conclusione sfiora l'incrocio dei pali. I santagatesi non sembrano assolutamente sazi e al 37° Marcellino si beve l'intera retroguardia ospite. Serve per D'Amore che in tuffo non trova lo specchio della porta. Al 45° ci prova ancora Mincica, il suo tiro ravvicinato trova però l'ottima risposta di Valenti che nulla può invece al quarto di recupero sul fendente da 25 metri di Alagna che a fil di palo firma la tripletta personale. Finisce così 3-0 per il Sant'Agata che ritrova un successo che mancava da fine febbraio, riaggancia la quinta piazza e soprattutto manda un chiaro segnale a tutti di voler giocarsela fino alla fine per un posto nei playoff. Termina qui il nostro telegiornale, vi ringraziamo per averci seguito sul 93 di Video Sicilia alle ore 15, alle ore 20 alle 9 del mattino e poi sul 268 delle Smart TV in tutta Italia con l'intera nostra programmazione a link TV locali e poi TVA e naturalmente ovunque nel mondo sul sito www.video
televideoagrigento.tv. Grazie e appuntamento alle prossime edizioni.